Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Bene, da come avete visto il titolo, Sibille interattive, devo fare un rituale per lui propiziatorio. Ma perché questo? Perché alcune volte, alcune situazioni arrivano un po' in un momento di stallo e quindi il nostro lui o la nostra lei hanno bisogno di un piccolo aiutino, perché alcune persone, alcuni clienti mi hanno chiesto appunto se devono fare un rituale propiziatorio per ristabilire un pochettino la stabilità della coppia o di avere un aiuto durante l'anno tramite un buon rituale annuale oppure un trittico del benessere o della fortuna per la coppia. E allora il vostro Marietto, visto che alcune persone gli hanno chiesto, suoi clienti, di fare una bella sibilla interattiva per aiutare, ha preso subito la palla al balzo per iniziare. Bene, però prima di iniziare appunto queste sibille interattive vi chiedo di iscrivervi al canale di The Garda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso esoterico che è gratuito, e se vi scappa anche un super like è ben accetto. Bene, adesso iniziamo subito velocemente con una bella mischiatina delle nostre sibille chiacchierine e vediamo cosa ci dicono. Per questo devo fare un rituale per lui propiziatorio, vediamo un po' se ci consigliano di attivarci in questo modo per riattivare, riaccendere e rafforzare l'unione. Bene, facciamo 3 mazzetti. Bene, abbiamo i 3 classici mazzetti del vostro Marietto Veneziano, vedete? Mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Concentratevi, cercate di entrare in vibrazione col mazzetto, cercate di stare tranquilli, respirate profondamente, sedetevi, eventualmente fermate anche il video e mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. A domanda: devo fare un rituale per lui propiziatorio, nel senso che per rafforzare, curare, benedire, proteggere la nostra coppia. Iniziamo dal mazzetto numero 1. Vediamo cosa ci consigliano le sibille interattive. Fortuna, prigione, falsità, la riunione e il menù. Insomma, a questa domanda qui le sibille più chiare di così è impossibile. Qui vediamo proprio una bella altalena, una montagna russa che allora la situazione è: se si dovesse fare porterebbe fortuna, ci sarebbero dei blocchi, cioè ci sarebbe falsità, ci sarebbe riunione e ci sarebbe beneficio. In altre parole, è una montagna russa questo vostro periodo, in cui siete fortunati ma siete bloccati, trovate persone false ma vi riunite e alla fine c'è la grande promessa. Quindi per questo primo mazzo di sibille la cosa mi sembra molto chiara. Se volete stabilire di nuovo e vedete questo blocco e questa falsità vengano tolte, io penso proprio che questo mazzetto qui, il primo mazzetto, ci indica che noi siamo una persona fortunata, ma abbiamo bisogno sicuramente di qualcosina che aiuti comunque il soggetto, porterà beneficio. Quindi quello che voi farete tramite questo, come si suol dire, rituale propiziatorio, che potete scegliere tramite anche il circuito che il quadrante radiostesico che ho messo nel gruppo Facebook, che è scaricabile gratuitamente, oppure contattare il vostro Marietto Veneziano o il The Garda per vedere se si può fare un rituale propiziatorio per questo soggetto. Penso che sia positivo, perché vedo fortuna e alla fine per questo rituale ci sarà beneficio, quindi c'è questa negatività di stallo tra una falsità e una prigione, cioè che è un blocco praticamente, che devono essere un attimino messi sotto controllo con un buon rituale magari annuale o un bel trittico della fortuna o dell'amore. Bene, per il primo mazzetto di sibille direi che sarebbe una cosa fortunata a fare questo rituale propiziatorio. Vediamo nella seconda: malinconia, allegrezza di cuore, amica, sacerdote e lettera.
mettiamo a favore di camera così che si veda bene. Vediamo qui che potrebbe essere ad esempio un rituale propiziatorio anche per il lavoro, cioè o per lei o per lui, nel senso magari uno deve fare un rituale propiziatorio per il lavoro. Questa qui è doppia valenza, questa stesa di Sibille, perché potrebbe essere per lui per aiutarlo sul lavoro, ma anche per l'amore, è chiaro. Quindi vediamo che c'è della felicità perduta, la partenza con la malinconia, poi qualche momento di riavvicinamento, c'è un'amica che vi sta aiutando e anche un sacerdote che molto probabilmente vi porterà una lettera, un sacerdote che sta a indicare una persona molto, come si suol dire, molto potente, molto intelligente, molto sagace, tutto molto, insomma, cioè una persona posata che è giusta. Quindi nel secondo mazzetto voi state in un periodo di malinconia, comunque questo, se doveste fare un rituale propiziatorio, sarebbe una cosa molto positiva, perché avreste anche l'aiuto di una persona, avreste l'influenza di una persona molto corretta, e vi porterebbe questo rituale propiziatorio sicuramente una buona notizia. Bene cari amici, passiamo al terzo mazzetto. Quindi anche nel secondo mazzetto devo dire che il rituale propiziatorio, che potrebbe essere d'amore, nella ricerca di un posto di lavoro, è positivo. E vediamo il terzo mazzetto. Bambino, dispiacere, deliranti, superbia e artista. Qui vediamo che l'aiuto, se ci dovesse essere questo rituale propiziatorio, vediamo bene che sarebbe come qualcosa che nasce, vi porterebbe un po' di dispiacere, un po' di esaltazione, ma alla fine vedete che avreste della superbia, che è vero che è vanità, ma con dietro il muro vuol dire che taglia, perché c'è davanti l'artista. Quindi in questa stesa diciamo che voi in questo momento siete un po' in dispiacere per questa nuova situazione che sta arrivando, e alcune volte siete un po' presi da, come si suol dire, dai momenti di esaltazione e di negatività. E quindi adesso la domanda è vedere se vale la pena fare un rituale propiziatorio. Dal dispiacere e dalla esaltazione direi che poi chiude con artista e apre con bambino, cioè che vuole crescere, quindi sarà un rituale molto probabilmente che farà nascere qualcosa e vuole nascondere i vostri dispiaceri e la vostra, come si suol dire, contrarietà o esaltazione, ma che alla fine vedete con artista che è persona geniale, è persona di, come si dice, creatività, porterà sicuramente benessere. Quindi non vedo niente di negativo che possa bloccare un rituale propiziatorio anche nel terzo mazzetto, per il semplice fatto che chiude bene con artista e apre con bambino. Quindi se doveste fare nel terzo mazzetto, per chi ha scelto il terzo mazzetto delle Sibille, un rituale propiziatorio, nascerà qualcosa di bello che mentre porterà magari esaltazione e dispiacere, magari un attimino di superba esaltazione, però chiude con artista e quindi genialità, quindi vi darà sicuramente quel colpo in più, quella marcia in più per superare il dispiacere. Quindi anche qui io vedo che effettivamente un rituale propiziatorio potrebbe andare bene. Quindi sono tutti e tre bei mazzetti che hanno in alcuni momenti delle altalene, però un rituale propiziatorio che, lo ripeto, il vostro maretto non finirà mai di stancarsi di ripeterlo, può essere sia in amore, sia per il lavoro, sia nella fortuna, sia negli studi, quindi dovete prendere questo, come si suol dire, questo Sibille interattivo come qualcosa che vi stimoli a riflettere sulla possibilità di attivarvi per un rituale propiziatorio o propositivo che vi dia una protezione, una marcia in più prima che magari possa cadere tutto in un brutto fiasco. Grazie amici di avermi seguito fino a qui. Il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale del Legale Marietto Veneziano se non l'avete ancora fatto, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.